13 dicembre, Santa Lucia, che vediamo in diapositiva, che è la Santa Lucia originale di Ruvo di Puglia. Dunque, negli anni 50 le processioni di Santa Lucia a Ruvo di Puglia non si facevano. Si andava alla chiesa, retola capcein, alla messa e basta. Oggi invece c'è una nuova chiesa di Santa Lucia sotto a Ruvo Nuovo, a via Oberdan. E il 13 dicembre fanno anche la processione per le vie di Ruvo. Insomma, fanno una grande festa e le feste fanno sempre bene, specialmente se sono fatte a devozione dei santi. Ma andiamo indietro di qualche anno. Negli anni 50, per esempio, a Ruvo non si potevano ancora asfaltare le strade per i carretti agricoli. Guardando Ruvo, vediamo che è posto a 260 metri sul livello del mare ed è poggiato su una cima costituita tutta in pietra calcarea. Perciò dal centro e andare in periferia è tutta una discesa e i carretti agricoli non avevano nessuna difficoltà a circolare, perché al mattino andavano vuoti alle campagne e al massimo si agiva sul freno a mano. Invece al ritorno dalle campagne, verso sera, i carretti erano carichi di mandorle, olive, uva, legna, fascine, ed erano pesanti da tirare e facilmente i cavalli scivolavano sull'asfalto. Perciò all'epoca strade asfaltate o pavimentate non ce n'erano. Così alla festa di Santa Lucia ci era concesso accendere i falò solo agli incroci delle strade. Perciò Ruvo, il 13 dicembre, era tutta una festa. Tutti gli abitanti dei rioni cittadini raccoglievano legna e la sera si accendevano i falò. Si preferiva la legna d'ulivo perché bruciava bene, era come accendere una candela. Poi, quando il fuoco aveva scaduto, ci si sedeva tutti intorno al falò. Si incominciavano a consumare i dolci prenatalizi e si mangiavano specialmente i ceci fritti. Fritti non nell'olio di oliva, ma nella polvere di tufo. Poi ci si raccontavano fatti, storie e verso mezzanotte si lasciava tutto il fuoco scaduto per Santa Lucia. Molti preferivano recuperare quei carboni ardenti e metterli in danustuta a fuoco, che era un secchio con il coperchio ermetico. Così, quando il fuoco scaduto era dentro, si chiudeva col coperchio ermetico e non essendoci più ossigeno, i carboni accesi si spegnevano automaticamente, lasciando i carboni spenti che servivano in casa per perciò
la Flacher, il giorno dopo. Perché a quei tempi non c'era ancora il metano e né le stufe di riscaldamento. Ma tornando ai ceci fritti di Santa Lucia, si preparavano in questo modo. Si prendeva una padella, ci si metteva dentro la polvere di tufo, si faceva scaldare bene, poi si mettevano i ceci e con un cucchiaio di legno si continuava a girare fino a quando i ceci erano cotti e si potevano mangiare. E adesso vediamo la nuova chiesa di Santa Lucia, a via Guglielmo Oberdan. Questa è la nuova chiesa di Santa Lucia. Quella tradizionale è a fianco all'edificio scolastico Giovanni Bovio, esattamente a via Don Minzoni. La nuova chiesa invece si trova a via Oberdan. Eccola qui, la nuova chiesa di Santa Lucia.